Eccoci qua con Dodo, è un piacere sempre vederti perché quando ti intervisto hai sempre fatto il gol, questa volta lo dico subito perché a volte dopo poi mi dimentico. Grande gol, ce lo racconti? Beh, stavamo pareggiando, era un momento che noi stavamo attaccando anche parecchio, adesso non mi ricordo neanche tanto perché Simone Piego pare dalla fascia, l'altro io tra l'altro, ha messo il cross, mi sono trovato nel posto giusto, al momento giusto, l'ho colpito in testa, ho visto che ha scavalcato il portiere, è andato sotto la traversa, bene. Grande entusiasmo, 3 punti che portiamo a casa, partita strana però questo, un 2-0, poi un 2-2 e può subentrare anche la paura insomma, qualche sbaglio di troppo, il gol del vantaggio mancato 1-2 volte, com'era in campo? Siamo partiti forte noi, il primo tempo molto bene, subito 1-0, 2-0, secondo me nel primo tempo dovevamo fare anche il terzo, secondo me. Poi giustamente non avevamo i morti davanti, anzi una bella squadra, pimpante, quindi bisogna contare anche gli avversari. Nel secondo tempo siamo entrati con un piglio un po' diverso noi e loro migliore del nostro sicuro e niente, abbiamo fatto 2-2, poi comunque siamo un bel gruppo, si vede anche da queste cose, 2-0, 2-2 poi abbiamo... Allora per dire una battuta, quando non funziona nel senso che non segna Mazzarella, insomma abbiamo un Sakayeva che è micidiale, ha mancato anche il terzo gol di un niente come aggancio, insomma se non è uno e l'altro è questa una grande forza. Sì, sono 2 giocatori secondo me fortissimi. Ma anche voi dalla Retrovie, tu, dei Rossi, Sì, insomma ci provate tutti. Siamo tutti un bel gruppo, penso che chiunque segni siamo tutti felici. Allora per chiudere ho visto che questa volta anche il mister è andato sotto la curva per ringraziare i tifosi, insomma l'emozione era tanta. Beh, La soddisfazione anche. È un piacere giocare sotto un pubblico così numeroso, sia a Fossalta che oggi. Si spera sempre. Bene, grazie Dodo. Ciao.